Un gesto assolutamente folle. I nostri carabinieri stavano guadagnando l'accesso all'abitazione e mentre salivano per le scale sono stati colpiti da questa fortissima esplosione causata dalla deflagrazione di una bombola di gas. La deflagrazione è stata causata dalla donna che con un accendino ha dato fuoco alla bombola di gas già accesa, provocando appunto l'esplosione che ha colpito appieno i nostri militari, causando poi un triste bollettino, che abbiamo 3 militari deceduti. È il comandante provinciale dell'Arma di Verona a ricostruire gli ultimi istanti di vita dei 3 carabinieri morti nell'esplosione di via San Martino a Casteldazzano, zona sud di Verona, dove erano in corso, e non era la prima volta, una procedura di sgombero e una di perquisizione, un'irruzione programmata da giorni. In campo c'era una task force di uomini e mezzi specializzata in attività di questo tipo. Sono da poco passate le 3 di notte quando il casolare abitato dai fratelli Ramponi, Franco, Dino, Maria Luisa, tutti sessantenni, diventa una trappola mortale per il luogotenente carica speciale Marco Piffari, il brigadiere capo qualifica speciale Valerio Daprà, il carabiniere scelto Davide Bernardello, 56 anni i primi 2, 36 il terzo, tutti e 3 inghiottiti in pochi attimi nell'implosione della casa trasformata in una Santa Barbara. Anche dalla visione che avevamo fatto precedentemente con dei droni abbiamo visto che sul tetto c'erano una serie di bottiglie Molotov, quindi c'era il concreto pericolo che ci potessero essere armi esplosive all'interno. C'erano delle Molotov all'interno della stanza da cui è partito l'esplosione. Esplosione che ha squarciato il cuore della notte di Casteldazzano sotto shock i residenti e i vicini di casa. Mi sono svegliato di sobbalzo perché ho sentito questo boato, questa botta fortissima. Uno può aspettarsi una cosa del genere, vero? Cioè, è sovrumano per una casa comunque di campagna diroccata che io posso capire l'attaccamento e tutto quanto alla proprietà, però organizzare un assalto vero e proprio, questo qui sembrava proprio che li aspettassero. Cioè no, li aspettavano, a dire la verità. Quel voto lì credevo che fosse temporale, pensati, con cuore e gambe che trema. Mentre viene constatato il decesso dei 3 carabinieri, la macchina dei soccorsi si mette in moto per i feriti, mobilitata l'intera rete degli ospedali veronesi. Tra i codici rossi c'è la stessa Maria Luisa Ramponi, i 2 fratelli vengono invece catturati in successione, prima Dino, poi Franco. La donna era all'interno dell'abitazione, mentre i 2 fratelli erano in un cortile e alla nostra vista sono subito fuggiti, ma sono stati catturati, mentre poi la donna è quella che ha fatto appunto esplodere la bombola. Il terzo fratello, quello che è stato catturato per ultimo, dove l'avete trovato? Sì, lì nei dintorni della zona, sempre in aperta campagna. L'ipotesi iniziale per tutti e 3 è di omicidio volontario plurimo